Con l'1 Bruma Laumar, Santomollo, 2 British Matley, Marco Stefani, 3 Briscola Matley, Alessandro Gocciadoro, 4 Beatrice Cris, Gennaro Mitrano, 5 Barbara San, Francesco Tufano, 6 Beautiful Girl Par, Edoardo Baldi, in seconda fila 7 Brigata Jet, Enrico Bellei, 8 Batost, Antonio Di Nardo, 9 Brioban, Roberto Becchione, 10 Bella Meisan, Federico Esposito. Si muove l'autostart. Favori netti per Bat Ost, attenzione anche per Bella Meisan e Brioban. Vediamo tutta rete la prima fila. Stacco della macchina. Veloce al largo Beautiful Girl Par, cerca di sfondare, ma sono veloci anche Briscola Matley e British Matley. Alla fine Edoardo Baldi riesce a passare il comando con numero Beautiful 9 Girl Par. Brioban squalificato. Tanto l'errore di Brioban con Roberto Vecchione. Vediamo Briscola Matley con Alessandro Gocciadoro che è rimasto all'esterno, all'interno invece il compagno di paddock British Matley a precedere Bruna Laumar in terza posizione. Quindi in vantaggio la Ganymede di Edoardo Baldi che arriva al paletto già in rallentamento dei 400 metri in 29,8. Seconda posizione alla corda per British Matley, di fuori scoperto Briscola Matley, poi alla corda vediamo sempre Bruna Laumar, mentre in coda Enrico Bellei con Brigata Jet 600 che va via in 46,3. Siamo al passaggio davanti alle tribune, sempre in vantaggio Beautiful Girl Par. Davanti alla pariglia formata dai due Matley, British e Briscola, poi Bruma Laumar affiancata da Bat Ost, altra pariglia formata da Barbara San e il numero 10 di Bella Meisan, 15,2 qui di fronte alle tribune. Viene fuori un primo giro in 1,1,5. Porta il cronometro dalla sua parte Edoardo Baldi con la figlia di Ganymede del team Minopoli che arriva ora al chilometro in 1,17,2, retta di là, si muove Batost, prende la via del largo anche Bella Meisan. Sono i più attesi, ora Antonio Di Nardo affianca la battistrada, gli dà un severo attacco sulla retta di là. Sembra già sul punto di poter passare a 400 metri dalla conclusione dopo una frazione in 14,5. Passa Batost, cede Beautiful Girl Park, avanza Bella Meisan con Federico Esposito, poi ancora British Matley in quarta posizione. Ultima curva passata in 14,3, retta d'arrivo in vantaggio Batost, nettamente padrone della situazione. Netta seconda anche Bella Meisan, ormai la lotta è solo per il terzo posto, vince Batost, al secondo Bella Meisan, mentre per il terzo, per le vie brevi, è Barbara San che batte Beautiful Girl Par. Probabilmente quinta invece Beatrice Cris, quindi 1,15,3 la media al chilometro per il figlio di Pascialest. Il training è quello di Gennaro Casillo per la scuderia rosso crociata. La vittoria di Antonio Di Nardo nel più facile dei modi. Rivediamo la passerella finale di Batost che vince nettamente, buon secondo anche Bella Meisan, la figlia di Malabor Circola S con Federico Esposito. Rivediamo la lotta per le piazze, molto importante per il Super Faustino. Alla terza abbiamo visto Barbara San con Francesco Tufano. Per il quarto è ancora Beautiful Girl Park con Edoardo Baldi, mentre probabilmente al quinto il 4 di Beatrice Cris. La quota in chiusura da favorito netto di Batost 1,57.